Buonasera a tutti, benvenuti allo stadio Santissima Trinità di Geraci Siculo. Oggi Castelbuono contro Casteldaccia, la terza partita nel giro di un mese. Diciamo, personalità, il pallone in mezzo, conclusione. Arenoso potrebbe anche calciare, allora, si perde alta sul fondo, opportunità per Arenoso a mediano basso, anzi cross di Suarez, il pallone passa, arriva dall'altra parte Grandi, si potrebbe calciare Grandi, Laureano Grandi, il pitbull, 1-0, ha segnato Grandis per la Coppa Italia Eccellenza. Belecco, Antus potrebbe anche calciare, Antus, palla che non esce di pochissimo, che esce veramente di pochissimo. Il pallone per Belecco che si smarca con una grande giocata. Belecco va via, Belecco, grande giocata, Belecco mette il pallone in mezzo, poi potrebbe provarci, ma Palardo, tiro deviato, calcio d'angolo che divide il portiere, parte il gioco del colpo di testa, la palla che si perde sul fondo, bellissimo, ci ha provato Russo, palla per Papalardo, cercare Diallo, e posizione regolare Diallo, regolare Diallo, Cascione blocca, parte Megna, il pallone sul secondo palo, questo laterale, pallone che passa Monti e poi allontanato da Grandis, il mostruoso qui, Garofalo che non deve perdere il controllo della palla, arriva Monti per Megna, palla per Velardi, calcia Fagone e si ferma un po', ragiona Diallo, viene contrastato, grande palla in profondità, fuori, conclusione di Pardo, il leopardo delle Nevi, il piazzato di Pardo, la conclusione fantastica, in vantaggio per due reti a uno contro l'Oratorio San Cile Giorgio. Folgore Castelvetrano Sciacca 2-1, parte il calcio di punizione alto, parte di Velardi, quindi non è in profondità il tacco da parte di Presti Filippo, bisogno potrebbe calciare, un brivido, Alfano prova ad entrare nel rigore, Alfano esterno della rete, e finisce qui la super giovane Castelbuono trova la terza vittoria in questo campionato.